Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, proviamo oggi a giocare una partita blitz, vediamo se qualcuno accetterà la nostra sfida. Bullet no, troppo poco, proviamo a giocare una partita a 3 minuti, senza elo, più infinito, mettendo un limite di 400 punti e vediamo chi accetta la nostra sfida. Possono accettare la sfida giocatori da tutto il mondo, vediamo chi sarà il nostro avversario. Ora attendiamo pazientemente. Ok, abbiamo il nero, partite senza punti, giochiamo con un giocatore con 2392 che ha giocato C4. Bene, cosa facciamo contro C4? Giochiamo qualcosa di simmetrico, vediamo cosa succede. Ok, l'F3, cavallo C6, si gioca D4, prendo. Curioso, ora giochiamo una vecchia variante, giocavo un po' di tempo fa, che è E5, che è molto squilibrata posizionalmente, indebolisco molte caselle. Cavallo per C6, questa mossa non può essere granché perché catturiamo verso il centro, siamo molto soddisfatti da questa posizione. Quando parlo in plurale parlo a chi sta guardando la posizione da nero, sta immedesimandosi appunto nella posizione. Ora le mosse potremmo giocare possono essere sviluppare l'alfiere in B4, in C5, sviluppare il cavallo in F6 anche. Alfiere B4 mi piace, anche alfiere C5, perché non giocare alfiere C5, una mossa attiva. Poi la prossima potremmo giocare cavallo F6, che mi piace abbastanza. Ok, l'avversario ha giocato cavallo E4, che sinceramente non me l'aspettavo. E vediamo se lo scacco in B4 magari. Sì, diamo scacco in B4, no? Sbagliata non potrà essere questo scacco. Ora dovremmo avere un bello sviluppo, credo. Alfiere D2, ora prendiamo, poi giochiamo D5. Non può essere male, no? Questa posizione, abbiamo tutto il centro. Cioè, uno dei principi principali d'apertura sono il centro e lo sviluppo. Se non c'è qualcosa di immediato e di distruttivo a nostro discapito dovremmo stare bene. Che ora non possiamo catturare perché ci darebbe matto, ma diciamo questo piccolo dettaglio lo abbiamo visto, no? Quindi ora possiamo difendere la donna, per esempio, magari con alfiere E6, continuare lo sviluppo. Ma io giocherei forse alfiere E6, no? Ma non può essere male. Alfiere E6, alfiere B7, ero su alfiere B7, magari gioca cavallo C5. Alfiere E6, magari potrebbe giocare alfiere E6, potrebbe giocare E3, anche giocare cavallo E7 per continuare lo sviluppo. Giochiamo cavallo E7 per arroccare veloci. Non so se sono così tante possibilità o tanto o un minuto. Cavallo E7 per arroccare veloce, difendo il pedone. Ok, giocato donna G5, va bene. Ora magari potrei giocare, forse potrei dare scacco, no? Perché no? Schiodandomi, ho un piccolo scacchetto. Ora non so che cosa farà, forse tornerà indietro con il cavallo, presumo che cavallo C3. Ora qual è il difetto di giocare D4? Dovrebbe guadagnare un pezzo, no? O sbaglio? Ha giocato torre per D4, e peccato D4, torre per D4, la donna in presa. Caspita. 4 torre per D4, F6, un peccato, no? Tutto questo, D4 torre per D4, F6, donna per C7, torre G8, dovrebbe funzionare, speriamo. Proviamo ad andare a vedere. Il dado è tratto, no? Ormai non si può più tornare indietro. Andiamo F6, su donna H5, G6, vediamo se ho calcolato bene, non c'è tempo, torre G8. E ora queste due cose in presa dovrebbe funzionare, no? La cosa, ora prendo in D4, abbiamo più materiale, certo manca il tempo, però anche la mancanza di tempo rende più divertente il gioco. Per alfiere 6, però vogliamo giocare magari torre di 8, no? Possibilmente torre di 8,
ora giocherà alfiere b5, adesso alfiere b5 possiamo giocare alfiere d7. Ok, ora giochiamo questa mossa che non c'è tempo. Avrei dovuto forse giocare un po' più veloce prima, ma vabbè, non si piange sul latte versato, ormai ciò che è fatto è fatto. Vediamo se cattura. Davvero poco tempo qua. Vediamo se riusciamo a fare. Oh no, sì, questo può andare bene. Ok, 13 secondi solo. Ora si gioca, se è furbo gioca donna per b5. Sì, c'è da dire che il tempo è davvero poco. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa qua subito, perché le restrizioni di tempo sono davvero enormi. Oh, abbiamo la torre. Vediamo se qualcosa riusciamo a fare. Se ricasca un pedone. C'è da dire che avrei potuto essere un pochino più veloce, però ok, vabbè, non possiamo nemmeno lamentarci. 3, 7. Ora proviamo ad andare a prendere quel pedone lì, no? Proviamoci. 7 secondi. Andrea. Ora il pedone dovrebbe cadere. Vediamo un altro scacco. Ho sbagliato. Non ha tempo. Ha pensato di più. Ok, si è addormentato, avrebbe potuto giocare tantissime mosse di fretta e vincere. Per fortuna la posizione è rimasta a vinto, ho dovuto smettere di parlare alla fine perché sennò avrei perso del tempo decisivo. La prossima partita provo a mettere un pochino più di tempo, magari 5 minuti o 10 minuti. Andiamo a vedere un attimo l'analisi di questa partita. Allora, in questa partita, ok, qua cavallo per c6 si è sbagliata. Qua non so, forse potevo giocare anche cavallo f6, sì, era meglio. Qui sono giocato alfiere c5, qua gioca cavallo e4 e qua ho giocato d5, presa torre di 1 in inchiode, e qua cavallo e7 per arroccarmi, donna g5, ecco qua. Avrei potuto arroccarmi, ma donna a5 dice che è buona, cavallo c3, che qua non so se ho usato troppo, d4 va bene, sì, quindi ho calcolato bene, sì, perché dopo d4, torre per d4 f6, ho calcolato che non riesce a mantenere l'inchiodatura, perché su donna h5 e g6 paro lo scacco e non riesce a mantenere l'opposizione, no? Cioè non posso catturare la torre perché c'è questo attacco a raggi X lungo la quinta traversa, ma ora la donna deve abbandonare, no? La quinta, e quindi guadagnerò la torre. Mi gioca donna per g7, torre g8, qua adesso perde la torre, no? Peccato che ora qua davvero per guadagnare la torre sono rimasto corto di tempo e devo giocare velocemente, veloce e male. Ho 23 secondi contro 1 ora e 40, come ho fatto qua con così poco tempo? Torre g6, donna b4, che lui ha cambiato le donne, perché se non le cambia è ancora peggio, no? Dovrei vincere per attacco il cavallo, questa, ovviamente non c'è tempo, però che donna per b5, io qua in realtà pensavo di perdere di tempo, ma qua probabilmente 12 secondi, no? Cioè se lui gioca veloce forse deve giocare re 2, non mi fa cambiare le torri, non ho il tempo matematico di eseguire le mosse. E allora dopo cavallo b5 che cambio le torri, ha sì un esercito di pedoni gigantesco, però sì, qua probabilmente con tutti questi pedoni dovrebbe pareggiare il gioco. Prima era vinta, ma ho giocato male. Ora avvicino il re, vado ad attaccare il pedone, cavallo d5, re d8, ecco, se qua riesco a guadagnare i pedoni poco a poco dovrei vincere. Qua il motore dice più 1,30, ma penso che sia vittoria matematica del nero, se non sbaglio, poi magari è un caso dove 3 pedoni sono ugualmente forti che la torre. Qua è andato scacco, e qua dopo, io in realtà pensavo giocasse re e4, avevo preparato torre a 4 scacco su re f5, ma qua è curioso perché dice il motore cavallo d4, non capisco, cavallo e7, re 6, perché questa posizione non si vince?
Forse perché calcola che riesce a pareggiare quei due pedoni, stranissimo. Questa posizione sembra fatta, non ci avrei scommesso. Ok, per giocare, per vincere, o giocare cavallo di 4. Non si impara mai di... Se questo si vince, questo finale è fatto, non si finisce mai di imparare, no? Perché è strano con re che blocchi due pedoni sia fatta. Che qua c'era in realtà 5 secondi contro 9, quindi era molto difficile. Ok, lui ha giocato re di 2 e qua io ho già preso in mano la torre perché mi aspettavo giocasse re 4, no? Ormai devo giocare sul tempo torre a 4 e qua ho pensato 4 secondi se prendere il cavallo o no, ma cioè, è stato lui un perfezionista, ha perso di tempo, quindi ok. Qua abbiamo vinto con 2392, visto che sto appunto usando un account di Matto Scacco che ha 1900 punti e lo sto giocando senza elo, no? In modo che no, cioè in modo che anche gli avversari magari non perdano punti. E vediamo magari in breve di giocare qualche partita con più tempo per poter effettuare un'analisi più completa anche negli ultimi momenti. A presto.